Prepariamo un piatto che a Trapani è il piatto di tutte le feste, di tutte le scampagnate, di tutti i momenti di famiglia meno ufficiali. Le busiate col pesto alla trapanese, che da noi è sempre accompagnato con una frittura, e a seconda del periodo dell'anno con una frittura di pesce. Abbiamo scelto, visto la tarda primavera, la vugghia. Allora, abbiamo messo uno spicchio d'aglio, si dice uno a persona e uno per il mortaio, quindi per 4 persone 5 spicchi d'aglio, aglio rosso di Nubia del Presidio Slow Food, un po' del sale sempre di Nubia, e si pesta al mortaio. Pestare e sricare fino a quando diventa una cremina. L'aglio diventa una cremina con l'aiuto del sale e del pesto. Una mandorla, un paio di mandorle nel pesto, e il pomodoro pizzutello di Paceco, un pomodoro comunque siccagno, cioè asciutto, che non deve essere irrigato perché altrimenti depone troppa acqua nel piatto. Aggiungiamo un altro pochettino di sale, un po' di pepe, rimescoliamo ancora, ovviamente olio d'oliva, sempre l'olio extravergine d'oliva delle valli trapanesi. Nel frattempo mettiamo a riscaldare l'olio e mentre riscalda l'olio possiamo cucinare la pasta che ci stanno cucinando in cucina in questo momento per esigenze tecniche. Ecco il pesto pronto. Passiamo, infariniamo le nostre aguglie, giustamente saliamo le nostre aguglie e passiamo alla frittura. La frittura legata all'aglio del pesto ammorbidirà l'eccesso, quello che sembra eccesso di aglio, e la frittura sarà ancora più fragrante con il mix dell'aglio e ha un po' di acidità del pomodoro. Li facciamo dorare . Abbiamo questa che è pronta. Il pesce vuole una cottura leggera, non troppo eccessiva. Nel frattempo è arrivata la pasta alla cucina, la busiata fatta con tumminia, coltivata in biologico, un grano antico siciliano. Ora passiamo all'impiattamento, prendiamo un po' di busiata, mettiamo un po' di condimento sopra, Profumo meraviglioso, 2 foglioline di basilico fresco, un filo di olio d'oliva e giustamente completiamo il piatto con il nostro pesce fritto. Il piatto è pronto, solitamente va servito con del pane abbrustolito e del pecorino grattugiato. Ecco la pasta pronta e buon appetito!